Allora, io ho scritto questo libro, Gli stregoni, quando mi sono reso conto che molte delle notizie che pubblicavamo, all'epoca io ero caporedattore degli esteri del giornale, ho fatto carriera giovanissimo, per cui ho seguito tutti i vari avvenimenti storici dal crollo del muro di Berlino in avanti, li ho seguiti tutti. E mi sono reso conto che troppo spesso i giornali all'epoca pubblicavano delle notizie che poi, a distanza di settimane, mesi o anni, non erano più verificate, nel senso che a volte erano totalmente inventate rispetto a quanto noi avevamo scritto. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Marcello Foa. Marcello, tu ti ricordi la prima volta in cui ci siamo parlati? Sì, era 2018, un anno un po' particolare, tu mi hai molto gentilmente invitata qui, poi purtroppo non potemmo organizzare perché ebbe questa nomina improvvisa, come tutti sapete, e per cui insomma c'era un appuntamento da rispettare, l'abbiamo rispettato con qualche anno di ritardo, ma sono davvero lieto di poterlo fare qui questa sera, per cui grazie per questo invito, grazie per essere qui presenti, è davvero importante poter condividere di nuovo dei pensieri, delle riflessioni e il tentativo di capire come va davvero il mondo, perché viviamo un'epoca estremamente complicata che necessita di analisi accurate e soprattutto intellettualmente oneste. La prima volta che ho parlato con Marcello è stato l'11 gennaio 2013. Sì, 2013, adesso ti viene in mente perché la sera prima c'era stata una trasmissione da Santoro con Berlusconi e il giorno dopo una delle prime telefonate dai giornalisti che ricevetti è stata una delle tue, che poi mi hai fatto chiamare dal tuo giornalista e abbiamo fatto una piccola intervista. Tra l'altro dalla nostra bella chiacchierata ne hai ricavato un bellissimo articolo che ancora è a corredo del filmato che estraemmo allora, quindi è una cosa storica. Poi ovviamente nel 2018 non ci siamo più potuti vedere e comunque io non lo conoscevo prima. Dopo la sua intervista sono andata a vedere e sono rimasta estremamente stupita del tuo libro che avevi scritto allora, Gli stregoni della notizia, che era già fuori, eccetera. Noi eravamo un po' fuori di testa, cioè frequentavamo gente più tipo Mazzucco, Blondette, eccetera, e rimasi veramente sorpresa che un giornalista comunque con la tua fama e anche tu lavoravi anche al Corriere del Ticino, eri amministratore delegato se non sbaglio, ecco aveva proprio avuto il coraggio con questi suoi libri già allora di denunciare tutto quello che stava succedendo, che ce ne eravamo accorti già da tanti anni nel giornalismo. Io credo che adesso sia lampante non solo per un piccolo gruppo di persone ma per una moltitudine di persone, quindi è un piacere averlo qui questa sera che ci racconta del suo ultimo libro. Grazie. Grazie Francesca, allora mi lasci solo? Così. Ah, vabbè. No, rimani. No. Allora magari mi alzo anch'io perché sono rimasto seduto tutto il giorno in macchina, per cui forse allora questo libro in realtà è un libro che io ho nella pancia da tanto tempo, perché avrei voluto scriverlo già qualche anno fa, poi soprattutto la mia nomina in RAI me l'ha impedito, perché quando si ricopera un incarico istituzionale importante non puoi esprimere opinioni, ed è anche la ragione per la quale poi io a un certo punto sono in una certa misura sparito anche dal dibattito pubblico, ma semmai ne parliamo dopo. Il punto fondamentale è che così come nel 2006 addirittura io scrissi la prima versione, tra l'altro qui c'è una persona che addirittura la prima edizione del libro, 2006, io scrissi il libro, eccolo qui, sugli stregoni della notizia, in cui praticamente svelavo, in base alla mia esperienza personale di giornalista, le tecniche per orientare i media, ma non il singolo giornalista, l'insieme dei media. E quel libro nacque dal fatto che io sono cresciuto alla scuola di Indro Montanelli, che era una bellissima scuola, e da Montanelli, che per me era il mio mito d'infanzia, un uomo estremamente affascinante, ho lavorato con lui 4 anni, di Montanelli mi piacevano due cose, il coraggio intellettuale e
la spinta a essere intellettualmente onesti innanzitutto con se stessi, con l'intenzione di servire in maniera il più corretta possibile il lettore, che sembrano due concetti semplici, ma in realtà sono due concetti molto difficili da applicare quando poi si inizia a fare la professione, e se uno vuole fare carriera in una certa maniera, questi concetti a un certo punto deve fare dei compromessi. Allora, io ho scritto questo libro, Gli stregoni, quando mi sono reso conto che molte delle notizie che pubblicavamo, all'epoca io ero caporedattore degli esteri del giornale, ho fatto carriera giovanissimo, per cui ho seguito tutti i vari avvenimenti storici dal crollo del muro di Berlino in avanti, li ho seguiti tutti. E mi sono reso conto che troppo spesso i giornali all'epoca pubblicavano delle notizie che poi, a distanza di settimane, mesi o anni, non erano più verificate, nel senso che a volte erano totalmente inventate rispetto a quanto noi avevamo scritto. Ma queste sono le cose che ho spiegato tante volte, anche nei video, eccetera. Col passare degli anni e facendo l'inviato speciale ho cominciato a nutrire un dubbio anche sulla modalità in cui la nostra società si sviluppa. E a volte sono gli episodi più semplici che ti accendono delle lampadine, perché quando facevo l'inviato speciale, per cui ho iniziato a farlo diciamo, negli anni 2000, fino al 2011, diciamo, la prima decade degli anni 2000 ho viaggiato tanto, ma anche prima cominciavo a viaggiare. Man mano che viaggiavo, le prime volte avevo un piacere enorme nel viaggiare, perché andavo in paesi anche lontani, sono stato in Cina, Hong Kong, in Africa, ho viaggiato a mezzo mondo, a parte l'America Latina, il resto ho avuto la fortuna di viaggiare in molti paesi. E ogni volta che andavo tornavo a casa con qualcosa che mi arricchiva dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista dei ricordi, cioè poter comprare degli oggetti, scoprire delle tradizioni che da noi non c'erano. Il fascino del viaggio fondamentalmente è questo. I grandi scrittori del passato, Goethe ha descritto l'Italia in maniera incredibile, Tocqueville ha descritto l'America come nessun altro. Insomma, i grandi scrittori hanno questa, io non mi considero un grande scrittore, però è il sale del viaggio. Man mano che andavo avanti mi rendevo conto che io potevo essere a Pechino, a Cape Town, a Tel Aviv, a Mosca, eccetera, e avevo l'impressione che cambiavano la fisionomia delle persone intorno a me, ma lo stile di vita diventava sempre più simile e i negozi in cui io mi recavo erano sempre più uguali. Oggi lo vedete benissimo, in ogni città abbiamo tutta una serie di marche, sono più o meno sempre le stesse, al punto che all'epoca avevamo dei figli che all'epoca erano giovani, io volevo comprare delle, cosa classica, delle piccole sorpresine da portare ai miei figli e a mia moglie, qualcosa di originale, e alla fine non riuscivo più. La cosa migliore che mi riusciva a fare era di comprare magari, all'epoca c'era l'iPod per ascoltare la musica, oggi è già sparito, no? Ecco, magari risparmiavo $50 o 50 euro rispetto al prezzo che avrei pagato in Italia, ma non era una gran soddisfazione oggettivamente, al di là di quella del portafoglio. E lì ho cominciato a maturare delle riflessioni, che man mano che poi ho fatto molte letture, ho sviluppato lo stesso percorso analitico che ho adottato per gli stregoni della notizia. E mi sono reso conto che se vogliamo, devo dire anche l'esperienza in RAI per me è stata molto molto importante, non tanto ovviamente per i risultati che ho potuto ottenere, anche se volete poi magari ne parliamo, vi spiego cosa è stata l'esperienza in RAI, ma soprattutto perché stando dentro un'istituzione così importante e vedendo da vicino come funzionano davvero un governo e in genere le istituzioni, mi sono reso conto che il modo in cui tendenzialmente ci si approccia alla politica, che è molto emotivo, molto impulsivo, basato su comunicazione estrema, finisce per essere ingannevole soprattutto per noi cittadini. E ho cominciato a riflettere, ma com'è possibile che noi votiamo spesso e raramente i governi, non è solo un problema italiano, è un problema dappertutto, riesce a mantenere solo una piccola parte delle promesse elettorali che fa? Com'è possibile che l'economia di mercato, che ci ha consentito, dal punto di partenza della mia riflessione, apro una parentesi molto importante, chi ha vissuto, io sono del 63,
qui ci sono alcuni più giovani, altri anche un po' più anziani, diciamo, quelli con i capelli biondi come me o quasi, anche ancora più biondi di me, si ricorderanno molto bene quegli anni. Non è che erano anni da mitizzare, che andasse tutto benissimo, sappiamo benissimo quali difficoltà, tensioni c'erano, però c'erano due blocchi, un blocco osservava l'altro. Di là, oggi lo sappiamo, non era un bel vivere, il paradiso dei lavoratori non era un paradiso dei lavoratori, era un incubo, perché oggettivamente c'erano condizioni di vita bruttissime. Io ho avuto la fortuna di andare nell'Unione Sovietica prima che crollasse. Io ho ancora il ricordo di Mosca con Gorbaciov alla fine, nei primi anni 90. Non trovavi un bar, non trovavi un ristorante, i negozi erano vuoti, le città erano cupe e percepivi una forte fascino da parte dei russi, dei sovietici all'epoca, perché in realtà non erano solo russi, nei nostri confronti. Perché? Perché la nostra società, seppur con le difficoltà che aveva all'epoca, aveva questa caratteristica, che per convincere gli altri che noi eravamo migliori, doveva basarsi su degli equilibri, e una società che tendenzialmente era inclusiva e che permetteva la crescita di una classe media. Noi abbiamo vissuto gli anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1989-1990 in cui il benessere è aumentato per tutti, in cui chi ci osservava vedeva che chi vinceva le elezioni aveva dei poteri e poteva governare, c'erano delle istituzioni che funzionavano perché erano radicate nella popolazione, c'era della giustizia, per cui c'era una coincidenza tra la teoria, gli ideali, i fatti, la nostra vita e la comunicazione che rispecchiava questo mondo. Questo fattore è stato molto importante perché noi eravamo credibili. Nella guerra psicologica, culturale che sono combattuti l'Occidente e l'Unione Sovietica, questo è stato un fattore molto molto importante. Cos'è successo col crollo del muro di Berlino e ovviamente soprattutto col crollo dell'Unione Sovietica, qui dicembre 91? È iniziato un nuovo paradigma. Il nuovo paradigma è quello della globalizzazione, come sappiamo. E la globalizzazione, ma non ce ne siamo accorti subito, qualcuno non se ne è accorto neanche adesso, ha portato con sé questa caratteristica. Non c'è più l'ambizione di creare società armoniose, equilibrate ed inclusive. C'è l'ambizione di portare un solo stile di vita in tutto il mondo, un solo modello economico in tutto il mondo. E tutto quanto si frappone a questo obiettivo va limitato e possibilmente schiacciato. Questo cosa significa? Ho cominciato a riflettere. E cosa significa questo fondamentalmente? Che noi viviamo in un sistema, quello che definisco il sistema invisibile, in cui gli eccessi e la coincidenza di interessi hanno portato al mondo in cui noi viviamo oggi. Ed è un mondo che è difficile da capire, anche perché c'è un aspetto molto importante. La cultura europea, nella sua forma migliore, è, se ci pensate bene, una cultura olistica, una cultura in cui i grandi pensatori della nostra epoca, ma anche degli scorsi secoli, non erano iperspecializzati in un ambito solo, avevano la capacità di vedere i problemi nella loro interezza e di proporre soluzioni che erano talvolta nel loro fondamento multidisciplinari. Oggi invece viviamo in un mondo in cui, e questo il sistema accademico ha adottato i criteri anglosassoni, secondo me sbagliando, viviamo in un mondo in cui abbiamo chi si laurea oggi, cosa fa? Fai la laurea triennale che in realtà ti forma così così. Poi fai 2 anni di specializzazione, poi molti fanno anche il dottorato oppure fanno un secondo master. E gli accademici cosa fanno? Sono indotti a sapere tutto, ma proprio tutto, della loro fettina di sapere, di specializzazione, ma così facendo perdono la visione olistica dall'alto. Per cui hai dei professionisti estremamente intelligenti, ma che sanno tutto di quell'ambito lì, gli chiedi qualcosa fuori da quell'ambito, sono
non dico ignoranti, però non hanno alcuna capacità, anche perché, attenzione, il sistema universitario oggi, quando voi vedete la classifica degli atenei migliori al mondo, cosa pensate? Esempio classico, no? Avete dei figli o avete dei nipoti, finiscono la maturità e dicono dove vado a studiare? Andate a vedere sui giornali, sui siti internet la classifica degli atenei, poi vedete i titoli, la tal università X e Y entra nella top 10, nella top 100, eccetera. Una persona normale pensa che fondamentalmente sia la qualità dell'insegnamento che porta al massimo livello dell'università. E invece la valutazione dell'università è basata fondamentalmente su due piloni, due filoni: l'insegnamento, ma in misura ridotta, la ricerca in misura grossa. Per cui più tu hai ricerche pubblicate e possibilmente finanziate da istituzioni, più tu sali nel ranking. La migliore università non è necessariamente quella dove si insegna meglio, è quella che ha il miglior livello di ricerca. Questo cosa implica? Che un docente molto intelligente sarà indotto a pubblicare il più possibile, perché così anche il suo prestigio personale sale, ma così lui diventa sempre più specializzato. Vedete la sottigliezza del sistema. E questo è un problema, perché se noi oggi vogliamo capire la società in cui noi viviamo, non possiamo accontentarci di una visione politica e neanche soltanto di una visione economica e neanche soltanto di una visione culturale. Dobbiamo riuscire a mettere assieme i condizionamenti istituzionali, politici, economici, capire come si esercita il potere oggi in quelle che noi continuiamo a considerare delle democrazie, i condizionamenti sociologici, psicologici, che sono molto importanti, vi spiegherò perché, i condizionamenti culturali, mediatici, fino ad arrivare alla nuova frontiera che è quella dei condizionamenti digitali. Quando tu prendi questi ambiti e incominci a unire i puntini che corrispondono a diversi ambiti, esce fuori il disegno. Riesci a capire quali sono i meccanismi che conducono la nostra società nella direzione in cui noi ci troviamo oggi. Se tu non fai questo esercizio, la tua visione sarà sempre molto parziale. Nel libro, capitolo per capitolo, lo sforzo che ho fatto, memore della lezione di Montanelli, è quello di affrontare temi che in sé possono essere molto complessi in maniera estremamente chiara, forzandomi proprio di rendere il più chiaro concetti che richiedono ovviamente delle letture molto importanti. Ma questo sforzo è indispensabile proprio perché solo così ti rendi conto di come, se noi vogliamo tornare a essere padroni del nostro destino, dobbiamo partire da questo tipo di analisi e smettere di illuderci che basta, ad esempio, un voto in un Parlamento a cambiare le cose. Perché dico questo? Però è una questione molto semplice. In questi ultimi 30 anni si sono creati dei condizionamenti sopra di noi, di cui quasi nessuno parla, per cui non solo in Europa, l'Unione Europea sappiamo come funziona, sappiamo che quando tu entri nell'Unione Europea, la Croazia adesso ha adottato l'euro, come sappiamo, chi fa domanda per entrare nell'Unione Europea deve adempiere a una verifica su 34 dossier, 34. Quando tu adotti l'Unione Europea, adotti dei vincoli molto forti per cui la tua autonomia si riduce. Questo è un tema che sappiamo, forse non dovuto a dovere, però almeno l'argomento è noto. Quel che non è noto è che quello dell'Unione Europea non è l'unico condizionamento. Sopra di noi ci sono una serie di organizzazioni sovranazionali che hanno un potere specifico in molti ambiti di cui nessuno nell'opinione pubblica è davvero consapevole e che agiscono come i guardiani della diga. Qui siamo in Veneto, avete a pochi chilometri qui delle montagne bellissime, famose nel mondo. Quando piove troppo o quando c'è siccità,
il guardiano della diga che fa una vita noiosissima, di cui nessuno si occupa perché sta lì sopra, ma che barba, cioè, sì, magari vai una volta a fare la gita in montagna a vedere la diga, però non ti interessa molto l'argomento, in quel momento diventa decisivo, perché quando c'è siccità lui può decidere di aprire le paratie, o di chiuderle, o di socchiuderle, di aumentare la velocità delle turbine, per cui dare sollievo in termini di energia, dare sollievo agli agricoltori che hanno bisogno di acqua per innaffiare i pianti, le coltivazioni, eccetera. In quel momento, nel momento di crisi, il guardiano della diga è quello che ha potere di vita e di morte su chi sta a valle. Il sistema di organizzazioni sovranazionali in cui noi siamo immersi funziona esattamente così. In ogni ambito, no, proprio tutti, il signore non è d'accordo, in ogni ambito ci sono, quasi tutti gli ambiti, ci sono delle regole sovranazionali che esercitano un potere di influenza enorme. Io nel libro cito nel dettaglio, cito tante organizzazioni per spiegarvi quanto è esteso il reticolo. Avrei potuto scrivere 50-60 pagine solo sulle organizzazioni sovranazionali. Non l'ho fatto perché sarebbe stato molto noioso il libro. Cito un esempio nel dettaglio che è lo SWIFT. Lo SWIFT, voi immagino quando fate l'IBAN, vedete l'IBAN sappiamo tutti cos'è, è il numero di conto, questa sequenza di numeri che corrisponde al nostro conto nel nostro istituto bancario. Poi sotto c'è scritto SWIFT e immagino che lo vedete ogni giorno. Quanti di voi sono interrogati su che cos'è lo SWIFT? Boh, cioè, pensi a una cosa bancaria, non pensi... È come normale che sia. Lo SWIFT però è il guardiano della diga, perché lo SWIFT è il codice che permette alle banche e ai paesi di scambiarsi informazioni finanziarie. Se tu non hai lo SWIFT, tu non puoi scambiare neanche un centesimo tra un'azienda e l'altra, tra un paese e l'altro. E lo sa benissimo il Vaticano. Cosa c'entra il Vaticano? Come si c'entra? Perché peraltro poche settimane prima che Papa Ratzinger si dimettesse, il Vaticano fu sospeso dal circuito POS. POS vi è più familiare come concetto, che praticamente è lo SWIFT italiano. Per alcuni giorni in Vaticano non era più possibile pagare i biglietti del Museo Vaticano, pagare l'albergo, pagare il ristorante dentro le mura del Vaticano con carta di credito o bancomat. Né era possibile fare alcun trasferimento da o per il Vaticano. Tagliato fuori perché c'era un problema di compatibilità con le norme sul riciclaggio, mi sembra, una cosa di questo genere. Il Vaticano steso. Immaginate migliaia di turisti che arrivano di fronte o vanno su internet per prenotare il biglietto e dicono non è possibile, dovrei pagare cash alla cassa. Caos totale, dopo pochi giorni la cosa è rientrata. Ma lo SWIFT è uno strumento di pressione politica. Quando Putin ha attaccato l'Ucraina, una delle prime decisioni che sono state prese dall'Occidente è stato quello di sospendere alcune banche russe dal circuito SWIFT, che hanno smesso di incassare soldi o trasmettere soldi con tutti gli altri paesi del mondo. Al che sorge una domanda: ma chi è che decide? Chi gestisce lo SWIFT? Lo SWIFT poi non è che è un complotto, vai su internet, ci impieghi 5-10 minuti e trovi la risposta. Lo SWIFT è una cooperativa che ha sede a Bruxelles, i cui membri sono praticamente tutti i paesi della comunità occidentale, senz'altro, ma in genere tutti quelli che partecipano al commercio mondiale, di cui la tassa di iscrizione, chiamiamola così, il contributo viene determinato in base al PIL annuale, al PIL di ogni paese, per cui quelli grandi pagano di più e hanno più diritto di voto, c'è un consiglio di amministrazione e poi ci sono collegate anche le banche centrali. Però lo SWIFT ha chiaramente un'inclinazione politica pro-Occidente, pro-Stati Uniti. Infatti quando l'Occidente ha deciso di imporre le sanzioni alla Russia, nel giro di un giorno o due sono state imposte le sanzioni.
Quando l'America, dopo l'11 settembre, ha avviato questo percorso di lotta al terrorismo, c'è stato un accordo che è rimasto segreto per 5-6 anni, è stato svelato solo nel 2006 dopo un'inchiesta giornalistica. Praticamente, cosa che ancora oggi pochi sanno, tutte le transazioni finanziarie in tutto il mondo, Europa inclusa, erano trasmesse in copia a Washington. Per cui voi per 5 anni tutti i bonifici che avete fatto, gli investimenti che avete fatto, venivano trasmessi a Washington. Lo SWIFT, chi gestisce lo SWIFT ha ovviamente risposto a un input politico. Vi rendete conto del potere enorme che ha lo SWIFT? Però ci sono tanti altri organismi. C'è un organismo che, ce n'è uno in Europa e uno negli Stati Uniti, che decide quali sono i criteri contabili. Sembra una cosa innocua, ma non lo è, perché chi ha un'azienda o ha lavorato in un'azienda sa che se tu puoi mettere a bilancio questa poltrona come una passività o come un attivo, il valore della tua azienda cambia. E non è un valore oggettivo, è un criterio contabile che diventa norma dappertutto. Esempio, 2008, crisi finanziaria, ce la ricordiamo tutti bene perché è stato un dramma. La crisi finanziaria è stata provocata dai cosiddetti mutui subprime. È diventato un problema perché furono questi mutui impacchettati in prodotti finanziari complessi che sono stati venduti in tutto il mondo, tranne che in Italia. Le banche italiane furono le meno esposte alla crisi dei mutui subprime perché avevano un atteggiamento che era più conservatore. Compravano titoli di Stato anziché i mutui. All'epoca l'Italia venne elogiata come un modello da seguire. Ma che bravi questi italiani che sono l'unico paese al riparo dalla crisi. Una mentalità, se vogliamo, un po' contadina, tradizionalista, in questo caso benvenuta. Dopo qualche anno la BCE, comunque a livello europeo, è cambiato il criterio. Avere troppi titoli di Stato nella pancia di una banca è un fattore di rischio. E improvvisamente le crisi bancarie di cui noi sentiamo parlare spesso, gli istituti italiani in difficoltà, rischi fallimento, perché? Perché improvvisamente quegli istituti che nel 2008 venivano elogiati per la loro prudenza oggi diventano a rischio perché quel loro beneficio è diventato un asset negativo. È un criterio arbitrario che ha deciso questo. Poi ci sono ovviamente anche i crediti deteriorati e tutto, non è che solo quello, però il punto fondamentale è che avere troppi titoli di Stato non è più positivo. E così via. C'è un governo di internet, c'è un governo che determina le regole sul mercato di tutela del lavoro, delle salute, delle radiazioni, dei cellulari. Chi li determina? È un organismo a Londra, che se non ricordo male, chi lo verifica, da chi è composto, come fa i test, chi lo sa? Quasi nessuno. Però è tutto dichiarato sui siti internet. Perché la caratteristica principale del sistema in cui noi viviamo è che oggi abbiamo fondamentalmente due visioni. Una visione estremamente mainstream, talvolta anche molto ingenua, per cui va tutto bene, tutto in regola, viviamo nel mondo migliore possibile, e una visione all'estremo opposto che è tendenzialmente complottista. È tutto un complotto, ci stanno fregando, ci sono le decisioni che vengono prese chissà dove e noi siamo vittime di quello. In realtà chi ha gestito la globalizzazione lo ha fatto in maniera piuttosto intelligente per due ragioni. La prima, dichiaralo tutto. Io questo libro l'ho scritto su fonti aperte fondamentalmente, non è che ho ricevuto documenti segreti. Ho preso il mio tempo, ho avuto tempo dopo la fine del mandato re, finalmente ho avuto 6 mesi di tempo per farlo, l'ho fatto volentieri, ho avuto il tempo, sono andato a vedermi tutti i libri che avevo letto negli anni passati, sui siti internet, ho trovato tutto dichiarato, è tutto dichiarato, non è nascosto, basta saperlo. Però, e questo perché? Perché quando lo dichiari, anche in termini giornalistici, perde interesse la notizia. Quando la nascondi il giornalista
è intrigato. Dichiarare tutto toglie pathos, no? Ma vai sul sito e puoi controllare tutto. La seconda cosa, il sistema è intelligente perché si basa sulla coincidenza di interessi. Parte da Washington. Washington praticamente ha detto, hanno approvato la legge che ha abolito il Glass-Steagall Act, per cui il sistema finanziario ha avuto un'esplosione pazzesca, ovvero un tempo fino al 1999 è stato Clinton a firmare su iniziativa repubblicana la legge che ha abolito la distinzione, la separazione netta tra banche d'affari e banche commerciali. Per i non addetti ai lavori, lo spiego in modo molto semplice, questa norma era stata introdotta dopo il crollo del 1922 negli Stati Uniti, perché dicevano chi vuole investire in maniera speculativa può farlo, ma se quella banca fallisce, le altre sono al riparo perché continuano a fare il mestiere più noioso del mondo bancario. La concessione di mutui, la gestione del conto corrente, la gestione del risparmio tradizionale, per cui i due mondi erano separati. Abolendo questa distinzione si sono mischiate, sono nati grossi gruppi finanziari internazionali che hanno preso dei rischi molto elevati con le conseguenze che poi sappiamo. Però la coincidenza di interessi è che il mondo finanziario è stato indotto ad aumentarsi, i grandi gruppi economici sono stati indotti a loro volta ad aumentare. L'antitrust è stato di fatto annacquato, talvolta diventando quasi inefficiente. Il messaggio che giungeva è: andate, conquistate il mondo, diventate grandi, grandissimi, enormi. Pensate che un anno fa, a fine 2021, quando le borse erano ai massimi, le grandi aziende valevano quanto, o talvolta molto spesso più, di la maggior parte degli stati al mondo. Un esempio su tutti, Apple fece titoli perché superò la capitalizzazione di 3 trilioni di dollari e praticamente questo dato significava che Apple era più ricca, paragonando la capitalizzazione di borsa al PIL dei paesi, di tutti i paesi del mondo tranne Stati Uniti, Russia, Germania e Giappone. Un'economia di mercato equilibrata può permettere questo? È sano che un'azienda diventi più grande e potente della maggior parte dei paesi al mondo? Io esco dalla scuola di Montanelli, sono liberale, moderato, ma sono liberale, io dico di no, per me no. Però nessuno li pesa, li ferma, perché non c'è più contropotere. Così come l'industria degli armamenti ha avuto uno boom enorme e il risultato è che si sono creati degli oligopoli. Oligopoli significa poche aziende che dominano un mercato. Voi prendete quasi tutti i mercati, potete farlo anche solo visivamente. In tutti i mercati ci sono 2 o 3 grandi player che dominano il 50, 60, 70% del mercato. Gli altri si contendono il rimanente 30-40%. Il potere di queste 2 o 3 aziende è enorme, ma contraddice la teoria economica liberale classica che invece incoraggia la moltiplicazione delle aziende sul mercato. Ritiene la creazione di monopoli e oligopoli un fattore negativo. La coincidenza di interessi poi è che chi partecipa nei paesi più piccoli, ma legati ovviamente al mondo occidentale, ma non più solo occidentale, perché la globalizzazione poi si è stata nel mondo, dico ma il vero potere è lì, io cosa faccio singolo potere? Lo contrasto o lo assecondo? Quasi tutti lo assecondano, perché una singola voce in un consesso internazionale di un singolo paese viene spazzata via. E così c'è una coincidenza di interessi, poi sono i meccanismi che spiego nei dettagli nel libro, per cui alla fine c'è una coincidenza di interessi che ha alimentato per 30 anni la globalizzazione. Alimentando la globalizzazione ha creato il mondo in cui noi viviamo, dove, ed è un punto altrettanto importante, sono state usate delle tecniche di condizionamento psicologico e sociologico maturate negli anni della guerra fredda nello scontro tra CIA e KGB. Non è una mia fantasia. Qualche anno fa è uscito un libro molto bello, tradotto anche in italiano, di un ricercatore inglese che è andato a leggersi gli archivi desecretati della CIA, dal quale ha ricostruito un volumone così, il titolo in italiano,
adesso è un lapsus, però dopo ve lo dico, lo recupero. È un libro molto, io l'ho letto in inglese, poi c'è uscita anche la versione in italiana, e praticamente ti va a ricostruire come la CIA ha cercato di recuperare il terreno perduto nella lotta con il KGB, perché il KGB era molto più bravo della CIA nell'orientare e manipolare l'opinione pubblica occidentale. Lo faceva adottando tecniche psicologiche che furono spiegate in diversi libri agli ex agenti del KGB scappati in Occidente, in particolare un'intervista illuminante di un ex agente, Yuri Bezmenov, che se ne scappò in Occidente nel 1982, se non ricordo male, e che diede un'intervista a una rete TV americana che ancora oggi potete andare a guardare. Io me la sono guardata tutta, ovviamente, sono 40 minuti di intervista. Bezmenov su YouTube la trovate, e lui spiegava le tecniche di condizionamento. Ascoltate quelle parole e dite: accidenti, è quel che ci stanno facendo noi adesso. Il punto è che le tecniche di condizionamento psicologico e sociologico alcuni dati chiave sono immortali ormai, perché sono schemi che vengono ripetuti in modo sistematico, ma hanno l'effetto di orientare le masse senza che le masse abbiano nemmeno il sospetto di essere orientate, e di sfruttare le crisi per generare anche un pensiero unico. L'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto con l'Ucraina, e attenzione, noi siamo abituati a pensare alla psicologia come: ho un problema, vado dallo psicologo. No, la psicologia applicata alle masse ha delle influenze incredibili, i dittatori da sempre lo sanno e lo sfruttano. Il punto centrale nella mia concezione altamente democratica è che in democrazia queste tecniche non dovrebbero essere usate, perché la democrazia è un sistema superiore perché incentiva la crescita civile e culturale di consapevolezza dei singoli cittadini. Mentre purtroppo stiamo sempre più piombati, devo dire negli ultimi 20 anni è stata una discesa piuttosto drammatica, verso un sistema in cui anche qui da noi queste tecniche vengono usate in maniera, a mio giudizio, arbitraria e molto pericolosa per la qualità della nostra convivenza e dei nostri valori. A questo si aggiungono ovviamente le tecniche di condizionamento mediatico, sul quale ho già scritto 2 libri che ricordo alcune cose molto importanti anche in questo libro, e attenzione, la nuova frontiera è quella dei condizionamenti digitali. L'effetto che questo affarino sta avendo su di noi è molto, ma molto, 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 molto superiore rispetto alla televisione. Perché rappresenta una forma di schedatura generalizzata ma individualizzata estremamente inquietante, perché cambia il modo in cui il cervello funziona, perché ci rende molto più soggetti all'influenza subliminale emotiva, perché può generare nevrosi, e lo vediamo nei giovani, perché lo vedo anche nell'università. Nell'università i ragazzi, io insegno all'università dal 2004, sono un professore a contratto, ovviamente non sono un professore di ruolo, però ogni anno, in certi casi ho avuto anche più classi, e ogni anno io vedo che c'è un cambiamento nella capacità dei giovani di reagire, sviluppare un ragionamento e di mantenere l'attenzione per un paio d'ore. Si distraggono subito. Questo significa che i test sul livello di IQ lo confermano, l'intelligenza media tende a decrescere. È salita, 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 ora da qualche anno tende a decrescere. È preoccupante. Ma è ancora più preoccupante un aspetto, ancora una volta, è tutto dichiarato, tutto scritto, tutto recepibile, che è quello delle guerre cognitive. La guerra cognitiva è di fatto la evoluzione al cubo delle tecniche di manipolazione che io ho descritto negli stregoni della notizia e che ovviamente ricordo anche in questo libro. Perché le tecniche di manipolazione mediatica hanno lo scopo quello di proiettare una visione del mondo che tu assorbi. E sappiamo che può essere molto efficace questa tecnica.
La guerra cognitiva mira non solo a fare questo, ma anche a cambiare il modo in cui tu pensi e si basa sulla connessione tra l'uomo e la macchina. Gli esperti militari lo considerano il 6° livello di confronto. Se voi guardate cognitive warfare, chissà l'inglese lo sa, anche guerra cognitiva, la NATO ad esempio fa regolarmente dei seminari, uno in particolare 2 anni fa, in cui invita gli specialisti a confrontarsi e pubblica gli atti del congresso su internet, lo spiega in funzione difensivistica, dice: noi sappiamo che i cinesi stanno sviluppando le guerre cognitive, dobbiamo attrezzarci per difenderci da un attacco cinese contro di noi. Ed è abbastanza normale. Però, e lo vedete per chi ha avuto, ma immagino che qui siano tanti, la presenza di spirito di seguire i Twitter Files, vediamo che purtroppo gli episodi in cui la fiducia pubblica viene tradita e in cui certe tecniche vengono usate contro la cittadinanza sono troppo frequenti per non indurci a una sana, costruttiva preoccupazione. E ora la grande domanda è: ma queste guerre cognitive, chi ci assicura, chi ci dà la garanzia che un giorno non vengano usate contro di noi? Allora, tutto questo alla fine ci conduce a un punto per me essenziale. Il punto essenziale è che se noi vogliamo, io credo che sia un desiderio condiviso per noi stessi, cioè io quest'anno compio 60 anni, carriera l'ho fatta, potrei anche dirmene, ma me ne infischio, mi godo, non so quanto tempo avrò da vivere e me ne importa. Però io non sono così, ho ripreso, ora che sono tornato, tra virgolette, un uomo libero, ho ripreso anche la mia libertà intellettuale. Io mi batto perché io voglio che i miei figli e magari un giorno anche i miei nipoti possano vivere in un mondo che non abbia le tensioni, le paure, le oppressioni che altre generazioni hanno vissuto. E questo significa che se noi vogliamo mantenere i valori fondanti della nostra civiltà, che ci ha permesso dei bellissimi traguardi, dobbiamo impegnarci, io come intellettuale e in genere il pubblico, ad aprire gli occhi, a mantenere vivo, aperto lo spirito e a affrontare queste tematiche non per gridare, come spesso capita, complotto, cose così, ma per generare una nuova consapevolezza. Perché questo è essenziale, perché quando c'è una forte consapevolezza di queste tematiche, c'è un'esigenza diffusa di rispettare le regole sane del gioco, questi percorsi incontrano delle grossissime difficoltà. E devo dire che nell'ultimo capitolo lo inizio citando Pasolini, perché Pasolini diceva: io ho una mia visione apocalittica. Pasolini ha avuto delle visioni, delle intuizioni sulla nostra società notevolissime, come sappiamo, però se non ritenessi che ci fosse la speranza non meriterebbe neanche più varrebbe più neanche la pena di vivere, no? Da questo punto di vista. Beh, io credo che tutto sommato, ora che anche di certi argomenti si può parlare con più serenità, la crisi del Covid e tutte le crisi che stiamo vivendo hanno fatto sorgere qualcosa che forse, diciamo così, l'elite globalista non ha considerato. La nostra coscienza civica e democratica è più radicata e diffusa di quanto si potesse pensare. Perché nelle nostre società saranno fenomeni minoritari, si sono formati dei meccanismi di resistenza e di attaccamento ai valori che vanno oltre la dicotomia destra-sinistra, ma vanno anche oltre la dicotomia classi sociali elevate e classi sociali più basse, più semplici. Quel che accomuna oggi una battaglia su certi argomenti non è più né un'identificazione socio-economica né politica, è l'attaccamento a questi valori. E questo è straordinario, questo è motivo di speranza. I Twitter Files sono angoscianti perché Twitter Files fondamentalmente cosa succedeva? Io nel libro parlo di censura,
Pensate che addirittura negli Stregoni della Notizia, che è la seconda edizione uscì nel 2018, primavera del 2018, c'era un paragrafo che si era intitolato "Prossimo passo alla censura", perché già allora avevo individuato i segnali che si andava in quella direzione. Nel libro qui lo ribadisco con forza, ma neanch'io potevo immaginare quanto è accaduto con i Twitter Files, che è agghiacciante. Praticamente l'FBI, la National Security Agency, che è una delle agenzie di intelligence, e il Ministero degli Interni americano si incontrava regolarmente con i dirigenti di Twitter, e immagino che lo stesso accadesse negli altri grandi gruppi digitali, e gli diceva: dovete cancellare l'account di X, Y, Z, C, tac, tic, tac, anche se erano grandi nomi di Trump, lo sappiamo, ma anche se erano grandi nomi dell'Accademia americana. E dovete censurare i tweet che parlano di questo argomento, quest'altro argomento. E quelli dicevano sì signore, e lo facevano. E la stessa cosa, di riflesso, forse un po' meno invasiva, avveniva anche qua. Quanti hanno visto il proprio account sospeso? Quante opinioni sono state bannate dai social media? Questo è in totale contraddizione con i valori per i quali noi ci siamo battuti contro il comunismo e contro il fascismo. La libertà di stampa è un valore fondamentale, la libertà di coscienza è un valore fondamentale, il dialogo, le opinioni sono valori fondamentali. Quando si tende, e purtroppo ormai abbiamo la prova provata che questo è avvenuto, a censurare queste opinioni, vuol dire che i margini di vera democrazia si riducono. Il rischio principale è che la democrazia da reale diventi retorica. E invece noi dobbiamo batterci affinché resti tale. Allora, lo sforzo che ho fatto in questo libro va proprio in questa direzione. Io sono convinto che ci siano delle forze sane nella nostra società che vanno incoraggiate. Credo che il compito degli intellettuali che hanno così un minimo di critica e di coscienza non sia quello, ribadisco, di infiammare le masse per ragioni che poi magari a posteriori capiamo non essere del tutto sincere, ma è quello di diffondere questa consapevolezza, è quello di affrontare con credibilità e autorevolezza queste tematiche al fine ultimo di preservare davvero la nostra democrazia. E dobbiamo credere che alla fine noi vinceremo, anche perché se vediamo nel corso della storia nessun tentativo di omologazione e di impero è durato davvero, a un certo punto sono tutti implosi. Per cui si tratta di... E oggi, perché la nostra epoca è un'epoca di cambiamenti sempre molto veloci, quel che prima prendeva decenni o secoli oggi prende pochi anni, per cui bisogna saper resistere in maniera costruttiva, per cui mi fa molto piacere che voi oggi siate venuti e magari mi fermerei qui e se avete qualche domanda. Buonasera e grazie di essere venuto. Ci tenevo, avrei voluto qualche confidenza più scabrosa su come funziona la RAI dal di dentro, ma lei è troppo elegante e non lo farà. Ben 2 domande. Da una ventina d'anni mi piace la geopolitica. A 20 anni mi piaceva la gnocca e la moto, ma sono cambiato in peggio forse. Ascolti, la Cina sta cercando di difendersi o di attaccare il mondo? Perché secondo me sta cercando di difendersi. La seconda domanda è, e lo dico brutalmente, una schiatta di aschenaziti, ventina di famiglie, non so quante siano, ogni tanto me ne scopro una di nuovo, credo che fossero 10, 12, poi sono arrivato a 20, ma forse ne mancano altre 20, però quelle lì, soprattutto le prime 10, comandano finanziariamente il mondo. Non gli interessano i soldi, questo è sicuro, gli interessa un loro obiettivo che è quello di dominare il mondo. Ci ha messo 300 anni, forse anche un po' di più, stringo? Ci vorranno altri 300 anni per debellarli o dobbiamo fare uno scontro frontale a Kalashnikov?
Allora, la prima domanda è senz'altro molto pertinente. Allora, la Cina è stata creata da noi occidentali, la Cina di oggi. Quando Deng Xiaoping accettò di liberalizzare, di fatto rinnegare i principi cardini del comunismo, ovviamente, e le logiche globaliste hanno fatto prevalere il ritorno economico immediato rispetto alla saggezza strategica e anche un po' di arroganza. Perché cos'è accaduto? Hanno detto ok, la Cina deve svilupparsi, noi produrre da noi in Europa e negli Stati Uniti costa tanto, delocalizziamo lì, ci costa poco, aumentiamo gli utili, e infatti è stato così, e siamo felici e contenti. Peccato che oggi si rendono conto, Trump l'ha visto per primo, politicamente parlando aveva ragione, una grande potenza non può essere tale se quasi tutta la sua industria dipende da paesi stranieri e se dipende in particolare dal paese che è cresciuto talmente tanto da insidiare il tuo primato. A che cosa mirano i cinesi? Io non so rispondere alla sua domanda. Io una volta ebbi l'opportunità di intervistare un alto rappresentante del governo di Pechino, il quale mi disse: guardi, noi abbiamo da sempre grosse difficoltà a mantenere l'unità della Cina al nostro interno, perché noi pensiamo che i cinesi siano una sola cosa, in realtà i cinesi già hanno difficoltà, sono divisi in due blocchi, metà parla una lingua e metà parla l'altra, e quando si comunicano tra loro si comunicano per iscritto, perché sennò verbalmente non si capiscono, e hanno tante minoranze al loro interno e hanno ancora delle sacche di povertà enormi e hanno un problema paradossalmente demografico più acuto del nostro, perché la politica del figlio unico ha di fatto rovesciato molto rapidamente la piramide sociale. Il problema è che abbiamo anche noi, ma il nostro è un processo più lento. E lui diceva: figuriamoci se noi vogliamo andare a dominare il mondo, abbiamo visto che chi ha cercato di farlo si è sempre schiantato, che un po' mi sembra quel che lei sospetta, no? È possibile che sia così, però è anche possibile che i cinesi in realtà abbiano la cultura, anche il più grande stratega militare da sempre è un cinese, si chiama Sun Tzu, l'arte della guerra, manuale che ancora oggi viene studiato, è difficile perché se lo si legge letteralmente è criptico, ma veramente dei concetti che sono di eterna attualità, diciamo così. Per cui può darsi che loro abbiano un metodo di ragionamento che è molto diverso dal nostro. E può anche darsi, a me quel che è una riflessione, prendetela così, per cui non ho avuto modo di approfondire ancora, quel che mi ha più spaventato è la dichiarazione del G20 di Bali, perché conteneva due punti che da democratico non mi piacciono. Primo era cito a memoria, potrei sbagliarmi, però tendenzialmente il senso era: concordiamo sulla necessità di combattere contro le fake news, contro le disinformazioni. Quando dei regimi autoritari o dittatoriali concordano con quelli democratici su questa affermazione, cosa vuol dire? Non mi rassicura molto come scena, perché è più probabile che la intendano come la intendono loro piuttosto che come la intendiamo noi, come dovremmo intenderla noi. E il secondo punto era un accenno sullo sforzo per una sanità unica. È un processo che stanno portando avanti goccia a goccia. All'OMS, lo ricordo nel libro, non è stata approvata una norma che avrebbe di fatto consegnato il potere assoluto sulla sanità mondiale all'OMS, però c'è un accenno a questo anche in quel comunicato. C'è chi sospetta che in realtà sotto sotto, alla fine, tra Cina e Stati Uniti, la rivalità potrebbe tradursi in una consonanza anziché in uno scontro. E questo, conoscendo le sottigliezze cinesi, è uno scenario che non viene contemplato, ma che potrebbe essere tale. Non ho una risposta da darle, sono riflessioni che vi trasmetto. Secondo punto, io non sono d'accordo con lei, cioè io nel libro c'è scritto, c'è un terzo capitolo che è interessato, che spiega come sono le reti del potere oggi.
come si svolgono? Attraverso il sistema delle reti flessibili. Da come osservo io la caratterizzazione tutto potere finanziario, tutto potere di una certa etnia, chiamiamolo così, secondo me è molto riduttivo. È molto riduttivo. Ma non funziona così. È più sofisticato, la coincidenza di interessi tra più mondi è quello che muove le cose in una certa direzione. Non è un singolo gruppo che riesce a determinare tutto il resto. Perché non bisogna pensare, infatti da esseri umani, da menti strategiche che sono state molto raffinate, perché il sistema della globalizzazione è stato creato con grande intelligenza, brillantissimo, perché visti i risultati che ha ottenuto, brillantissimo. Forse l'hanno applicato troppo in fretta ed è un problema, secondo me, importante. Però pensare che ci sia un singolo gruppo o un singolo settore che abbia questo potere, secondo me, non è così. Prego. Complimenti per la dissertazione. La domanda è molto semplice questa. Non pensa che il conflitto in corso che ci vuole essere, diciamo, trasposto attraverso il potere dei media come un conflitto tra praticamente due poli opposti, ok? In cui ci fanno vedere da una parte che c'è Putin e Xi che vogliono creare un mondo di carattere multipolare, no? Dall'altra parte invece c'è chi sta portando avanti ancora la teoria del PNAC. Allora dico io, non le sembra che questo conflitto sia un conflitto sottotono, concordato, in quanto sul teatro bellico dal punto di vista militare stiamo assistendo nient'altro che a scambi di artiglieria pesante, obici, trincee, siamo a livelli di prima guerra mondiale. Quindi io penso effettivamente che stiano giocando sia Biden che Putin e in realtà la riflessione è che stanno facendo la guerra, le elite, contro i loro stessi popoli. Scusate una cosa, chi si è vaccinato purtroppo è destinato ad avere una deadline, prima o dopo. Non lo so, diciamo così, il punto di partenza è che ci sia una richiesta agli Stati Uniti di una gestione multipolare della globalizzazione, secondo me è vero. Cioè gli Stati Uniti pagano il prezzo un po' della loro supponenza. Il fatto che Russia, Cina, Indonesia, Sudafrica, l'Iran, per quanto sia possibile parlare ovviamente di Iran in termini normali, il Brasile con Bolsonaro, con Lula mi sembra che stia cambiando il tono, e tanti altri paesi in giro per il mondo, inclusi anche alcuni paesi arabi del Golfo, non dimentichiamo i sauditi anche, c'è una diffusa sensazione di americani avete tirato troppo la corda, americani dunque noi anche noi europei perché siamo un blocco unico, adesso è giunto, non dicono no alla globalizzazione, infatti quando vedevo anche quando c'è stato il Festival dell'Economia qui a Trento, questi grandi titoli, è la fine della globalizzazione, io non credo che sia la fine della globalizzazione economica, ci possono essere degli aggiustamenti, l'accorciamento della supply chain e queste cose qui sì, ma che fine la globalizzazione non credo, loro stesso non lo vogliono, perché se finisce la globalizzazione la Cina dove esporta le sue cifre, le sue materie, i suoi prodotti, anzi i nostri prodotti fatti in Cina. Per cui non è così, anche il petrolio, ci sono delle implicazioni che secondo me non ci sono. Questo è un problema oggettivo. E infatti la partita che secondo me si gioca in Ucraina è sofisticata perché? Perché se dovesse vincere Putin, allora a quel punto è dimostrato che si può contrastare una volontà americana geostrategica usando la forza militare, cosa che incoraggerebbe probabilmente anche la Cina su Taiwan e su altri fronti. Se invece l'America dovesse vincere, la prova è che l'America è ancora il gendarme del mondo e per cui chi detta le regole sono ancora loro. Il conflitto ucraino, il vero significato del conflitto ucraino, secondo me, alla fine è questo. E riguardo tutto il resto, avete attaccato talmente tanti argomenti che dovrei fare un'altra conferenza. E dove pone BlackRock, la compagnia
BlackRock, ne parlo anche nel libro, in cui non è che BlackRock ha un potere implicito enorme. Non è solo BlackRock, è BlackRock più Vanguard più State Street. Sono i 3 grandi fondi di investimento americani. Assieme hanno delle partecipazioni quasi sempre minoritarie nell'88% dei titoli dello Standard & Poor's americano e in un numero impressionante di società nelle borse mondiali. Però ancora una volta il mio atteggiamento è questo, perché molto spesso passa il ragionamento: BlackRock comanda, gli altri si allineano e sono loro che tirano le fila. Non è esattamente così, perché il potere di questi fondi è che loro, a parte che devono replicare l'indice spesso, ma sono partecipazioni cosiddette passive. Cioè hanno il 2% della Fiat, l'1,5% di Mediaset, il 0,8% di, che ne so, Vivendi, piuttosto che eccetera, eccetera. Sommato hanno un pezzettino in ogni società. Fondo passivo significa che non agisce come azionista di riferimento. Quasi mai BlackRock è l'azionista di riferimento. Però alcuni economisti, è ovvio che se BlackRock alza il sopracciglio, è ovvio che i CEO delle grandi società, sapendo qual è il peso mondiale di BlackRock o di State Street o di Vanguard, non possono ignorarlo. L'influenza di BlackRock non è perché è un elemento che tira le fila così direttamente, ma perché è un interesse coincidente secondo lo schema a cui vi ho accennato prima. Se tu lo guardi con questo spirito ti rendi conto di qual è la sua importanza. È importante BlackRock, è importante Vanguard, tutti sono importanti questi grandi colossi. Però l'approccio classico complottista è dire: ecco, adesso ho scoperto dov'è la centrale del male. No, è un sistema più sofisticato, molto più raffinato e per questo molto più efficace. Bisogna capire anche come funzionano questi fondi, no? Cioè, se non li guarda dato nudo e crudo, invece con un minimo di conoscenza di economia riesce a contestualizzarlo nel modo giusto. Una sua opinione su Elon Musk. Cioè, io non mi spiego come mai sia passato dall'essere l'idolo, non voglio dire dei progressisti, di tutti, perché fa le auto del futuro, perché manda l'uomo sulla Luna e su Marte, al diventare dal giorno alla notte il nemico pubblico numero 1 della libertà d'opinione di stampa, anche pensando che il percorso che lui sta facendo non è isolato. Cioè Jeff Bezos, proprietario di Amazon, è il proprietario del Washington Post, che è un giornale comunque importante negli Stati Uniti, ma non ricordo l'aggressività che Musk sta subita da Jeff Bezos. Quindi come mai secondo lei questa disparità di trattamento? Questa è un'ottima domanda, non ho una risposta certa perché io stesso me lo chiedo. Cioè, allora, se guardate il titolo di Tesla è significativo. Hanno preso Musk e ce l'hanno presentato per 10 anni, ormai 5 anni, non so più da quanto, come un modello perfetto. L'uomo che ha le auto elettriche, per cui compatibile con la moda green, poi quello che lancia i satelliti nello spazio, per cui quello che contribuisce alla digitalizzazione del mondo, il visionario, storie classiche, eccetera. Improvvisamente l'uomo cambia da così a così. Non è soltanto perché lui ha preso il controllo di Twitter, è quel che sta facendo adesso. Lui sta svuotando i cassetti di Twitter. Chiama i giornalisti, 2 o 3 giornalisti di cui si fida, questi vanno lì alla sede di Twitter e possono consultare tutto e poi pubblicano. Il risultato, il titolo Tesla da alcune settimane è in caduta libera, ha perso 200 miliardi di valore del suo patrimonio, no? Per cui poi se ne infisca perché ne rimangono 100, per cui non morirà in povertà Elon Musk, questo è certo.
La differenza invece di Jeff Bezos, la lettura che do io è Jeff Bezos è establishment 100%, 1000 per 1000, poi tra l'altro nel libro spiego anche i legami tra la Washington politica e anche militare e i giganti della Silicon Valley, chiusa parentesi. Il Bezos è establishment 100%, la sopravvivenza di una stampa autorevole è comunque, anche se i giornali li leggono meno, però è un elemento importante per l'establishment anche politico. E poi che lui cosa ha fatto? Investendo in fondo quelli che per lui sono il prezzo di un caffè per noi al bar, si esagera un po', però non è che siamo tanti lontano, ha messo lì un po' di soldi e ha detto ok, io salvo la Washington Post perché è la testata che io leggevo da giovane, perché poi magari è anche vero, cioè magari che anche, però l'ha fatta per mantenere la Washington, e l'abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni, la Washington Post allineata, troppo sensibile, diciamo così, allo spin della Casa Bianca. Poi la sua abilità tecnologica ha messo degli esperti, eccetera. Oggi la Washington Post, i conti sia della Washington Post che del New York Times sono oggi in attivo, no? E hanno, credo, 10 milioni di abbonati, perché sono riusciti oggi stanno in piedi da soli, no? Tra le poche testate sono riusciti a convertirsi dal tradizionale al digitale. Per cui sono 2 casi molto diversi. La domanda a cui io non ho imparato a esprimere giudizi quando ho maturato una convinzione profonda, prima forse era anche un po' più esplicito. Le domande fondamentali sono: perché Elon Musk lo fa? Lo fa perché è un liberale autentico, una persona che ha avuto una crisi di coscienza e si è reso conto delle implicazioni del sistema in cui lui era immerso e ha detto no, ma io non ci sto. Capita nella storia, speriamo sia così. C'è invece chi sospetta che sia alla fine quello che tecnicamente viene definito un gatekeeper, cioè uno che fa finta di andare contro il sistema, dà sfogo al malumore sociale per poi in realtà ricondurre tutto nel filone. Quel che sta facendo oggettivamente questa terza ipotesi, che poteva essere plausibile quando ha acquistato Twitter, oggi è più difficile da credere, anche se non è da escludere, perché caspita, quando tu vai a dimostrare che il governo ha applicato la censura come in maniera invasiva senza precedenti nella storia, caspita, è pesante come denuncia. Però le dico, ormai appunto i capelli sono diventati grigi, seguo le vicende del mondo da tanti anni, ho imparato a non lasciarmi guidare dall'apparenza, ma cercare di capire per quanto sia possibile quali sono le implicazioni profonde. E il dilemma Musk per ora resta il dilemma Musk. Buonasera. La domanda è questa. Vedo che l'operazione Covid corrisponde più o meno con gli stati della NATO. La domanda banale che fa con le nazioni della NATO, cioè si è sviluppata soprattutto in quelle nazioni là. Quindi la domanda che faccio se lei ha scoperto lo scopo di questa operazione. No, non è stato scoperto, cioè si è diffuso poi in tutto il mondo, cioè che non vedo questa coincidenza tra Covid e NATO, vedo una risposta univoca estrema che c'è stata nei paesi occidentali, questo sì, con le conseguenze che sappiamo. Ancora una volta, se noi andiamo a leggere Children's Self Defense di Kennedy, Malone, scienziati di provata, degli studi che stanno uscendo, seri, molto seri, c'è da preoccuparsi sul serio sugli effetti avversi del vaccino. L'altro giorno è uscita una statistica di 3 studiosi di Stanford che ha dimostrato come il numero di problemi cardiaci gravi registrati dagli atleti, dagli sportivi, negli ultimi 2 anni, 2021-2022, corrisponde al numero degli effetti avversi degli ultimi 20 o addirittura 30 anni precedenti, il che significa che c'è un aumento esponenziale
dei rischi avversi. Quando alcuni scienziati ti dicono che cominciano ad avere il forte sospetto e talvolta anche l'evidenza che le persone vaccinate, dopo che si vaccinano, i tumori latenti riprendono, che magari sembravano guariti, riprendono con forza e abbiamo visto alcune morti anche di personaggi famosi, no? Questi lanciano un allarme che secondo me, nella mia logica democratica di tutela del bene pubblico, dovrebbe essere preso seriamente in considerazione, sperando che sia un allarme infondato, sperando che la correlazione non sia questa, ma che ci siano altre ragioni. Io lo spero di cuore, perché visto il numero elevatissimo di persone che sono state vaccinate, e poi tutti fra familiari, amici o scelte di persone che hanno fatto questa scelta qui, cioè, come dice, non ci voglio neanche pensare, cioè, perché se lo scenario è così estremo, dice, ma io non voglio vedere morire o avere problemi amici, persone care, eccetera, cioè, al di là delle polemiche degli mesi passati, uno non lo vuole. Qui spero vivamente che queste cose, nella mia concezione, il mio approccio mi dice c'è un sospetto molto forte che questo stia accadendo. Io mi aspetto, in una democrazia sana, che queste tematiche non vengano ignorate ma vengano affrontate. Sarà così, me lo auguro, vedendo come certe notizie vengano, esempio i Twitter Files. Twitter Files, chi segue un certo tipo di informazione è al corrente. Purtroppo la grande stampa questo argomento lo ignora, non esiste. La stampa americana, dunque anche la stampa europea. Ogni tanto qualche articolo, semmai per relativizzare. È uno scandalo enorme. Questo non c'è ombra di dubbio, è comprovato, ci sono le prove, ci sono i documenti. La stampa, nella mia concezione, è quella che nei momenti critici batte un segno. Purtroppo questo batte un colpo. Purtroppo questo accade sempre meno. E purtroppo c'è una tendenza ad accompagnare la gran opinione prevalente anziché a metterla costruttivamente, autorevolmente in dubbio come dovrebbe fare la stampa autorevole. Questo è un problema serio. Queste cose qui le scrivo dal 2006, no? Per cui stavo leggendo il sottotitolo del suo libro, perché non siamo più padroni del nostro destino. Tutto qua, cosa intende? Intendo che purtroppo quello che è stato un concetto cardine della nostra civiltà, il fatto che democrazia significa governo del popolo. La possibilità di, sia come elettori, sia come cittadini, sia come esseri umani, di poter in coscienza e costruttivamente fare delle scelte che hanno ricadute collettive o individuali, viene a ridursi sempre di più. Apro un'altra parentesi che però è molto interessante. Le tecniche di condizionamento sociologico sono tali per cui noi oggi viviamo in un mondo in cui, come scrisse un grande sociologo francese poco noto di grandissima intelligenza, viviamo nel mito del superuomo, ma in realtà l'uomo, specialmente metropolizzato, che vive nelle grandi metropoli, pensa di essere un superuomo, in realtà è un piccolo uomo. Perché? Uomo con la U maiuscola ovviamente, non riguarda uomini e donne. Perché? Perché voi qui vivete lontano dalle grandi città, ma la tendenza mondiale è quella dei grandi agglomerati, 8 milioni a Parigi, 9 milioni a Londra, eccetera. Non è solo il controllo, è la cultura e la psicologia. L'uomo che è molto radicato, che è consapevole di dove viene, quali sono le sue origini familiari, che vive con un collegamento reale con la sua comunità, che è consapevole della sua storia, che ha una sua religione, è un uomo che è come una quercia con le radici profonde.
non lo sradichi. L'uomo metropolitano, l'uomo che è stato creato e incentivato anche un po' da prima, ma con una fortissima accelerazione dopo il 1991, è un uomo che è esattamente l'opposto, è un uomo che non sa più. Provate a chiedere ai ragazzini cosa faceva tuo nonno, cosa faceva tuo bisnonno, come si chiamava tuo bisnonno, non lo sanno, non glielo raccontiamo più. E questa, in tutte le culture che io da inviato speciale ho avuto modo di avvicinare da studioso, la trasmissione dell'albero genealogico e delle origini può essere una tradizione di trasmissione orale o scritta, fa parte di tutte le culture. Oggi bambini qui, in America Latina, in America del Nord, in Asia, eccetera, non sanno più chi era il loro bisnonno, talvolta non sanno più, se non c'è più, chi è il loro nonno, non sanno più le origini della loro famiglia. Non abbiamo più le religioni, sempre meno, le religioni tradizionali vengono erose. Gli attacchi anche sulla questione cosiddetto gender è preoccupante, perché oggi si è di fronte a un attacco che riguarda addirittura un aspetto, secondo me, naturale, innegabile. Uno nasce uomo o donna. Poi io da liberale sono estremamente garantista e dico, se tu sei un omosessuale, ti piacciono gli uomini o le donne, questo è una questione tua, un atto di civiltà, ognuno deve vivere la sua sessualità come meglio crede, ma come maturazione personale individuale. Quando invece, e la cancel culture rientra in questo, tu spingi a negare addirittura che un uomo è uomo e che donna è donna, inciti i ragazzini, siamo stati tutti adolescenti, l'adolescenza è un periodo delicatissimo perché usciamo dall'infanzia, diventiamo adulti e ci sono quei 3-4 anni, dai 14-18 o l'età addirittura diminuita, in cui cerchiamo di capire chi siamo e siamo molto sensibili, ipersensibili all'opinione altrui, siamo estremamente influenzabili, perché il ragazzino, no? Se viene escluso, sappiamo, gli studi psicologici lo dimostrano noioso. Quando tu lasci intendere a un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni che può decidere di cambiare sesso, che deciderà lui se è etero o omosessuale o gender fluid o che cavolo si inventano, è un'operazione pericolosissima. Tu non insegni il rispetto della sessualità altrui, gli fai sorgere il dubbio. E basta una delusione amorosa, come capita a tutti, magari la ragazzina che viene sedotta e poi abbandonata dal ragazzino, storia di sempre, che allora io adesso amo solo le donne. Esempio banale. Però c'è una fragilità, anziché rafforzare la ricerca di una consapevolezza piena di quel che si è, si fraziona l'identità in continuazione. La cancel culture è l'esempio ultimo di quel che vi dicevo prima. Vogliono cancellare la nostra storia, riscriverla con criteri di post-verità a fin di bene. Ma la nostra storia del Veneto è la storia del Veneto in tutte le sue fasi, nel bene e nel male. Cose belle che sono state fatte, cose brutte che sono state fatte, c'è stata un'evoluzione, fa parte della nostra storia. Poi si può riflettere, se noi guardiamo, i norvegesi cosa dovrebbero fare? Cioè, erano dei barbari, sono scesi, hanno devastato tutto, gli svedesi, ma che senso? Non ha senso, però ha un senso se tu vuoi creare un uomo nuovo, totalmente sradicato, che non è più distinguibile, etnicamente confuso, cioè misto, culturalmente confuso, religiosamente senza più un'identità religiosa, che vive in aggregati metropolitani in cui la qualità della vita è pessima, e a questo punto che differenza c'è tra un brasiliano, un italiano o un indonesiano? E se non c'è più differenza profonda, se non quella etnica,
Qual è l'implicazione? È che tu puoi imporre uno stile di vita unificato in tutto il mondo. È questa l'umanità che noi vogliamo? Io lo dico di no. L'umanità è fatta di, e ce lo dimostra la natura. La natura è diversità, splendida diversità. Noi siamo stati nati perché la storia non sono un antropologo, ma l'antropologia è che per ragioni molte delle quali noi non sappiamo, sono nati delle tradizioni, delle culture, degli sviluppi anche intellettuali, delle attitudini sociali, dei valori molto diversi da popolo a popolo secondo le diverse fasi storiche. E questo dà la ricchezza e anche il dramma dell'umanità, perché purtroppo su questa diversità sappiamo sono nate anche delle grandi tragedie, no? Di dominio, eccetera. Fa parte della nostra storia, però la diversità è quello che poi ci ha salvato anche dalle fasi più buie della storia. Perché vogliamo rinnegare tutto questo? Io non mi sento superiore nei confronti di nessuno, ma voglio... Ma nemmeno inferiore. Poi voglio poter ammirare, vi dico un altro esempio personale. Uno degli incontri più straordinari che ho fatto da un punto di vista spirituale, l'ho fatto in India. Facciamo un viaggio con la mia famiglia, i bambini erano piccoli, andammo a fare questo bellissimo viaggio in India e incontrammo un sufi musulmano in India. India vai e pensi di incontrare un buddista, un indù, un sufi musulmano in India, a Khajuraho, che ci ha dato delle lezioni di saggezza spirituale, di profondità intellettuale straordinaria. Io sono cristiano, di cultura italiana, europeo, tra l'altro la mia famiglia ci sono lato ortodossi, abbiamo una parte in cui sono protestanti, poi cognome di origine ebraica, per cui figuriamoci, cioè, se vado a vedere le mie radici c'è di tutto, però sono consapevole di quel che sono, dichiarato, eccetera. Ma il punto è che essendo io forte della mia identità, io vado verso queste nuove realtà, e attenzione, era dopo l'11 settembre che l'abbiamo incontrato, e qui se fossi andato col pregiudizio avrei detto no, ma un musulmano non può insegnarmi nulla, perché c'era quel clima, vi ricordate? Allora, il punto fondamentale è che se io sono forte della mia identità e non ho desiderio di dominio, come dovrebbe essere sempre, io vado e mi arricchisco dal confronto con gli altri. Io feci un'intervista proprio poche settimane dopo l'11 settembre col Dalai Lama. Feci tutta una pagina sul giornale, esperienza straordinaria. Ci sono dei mistici cristiani o cattolici, ortodossi, che hanno una capacità di insegnamento, di trasmissione fantastica. Cioè dobbiamo essere aperti a questo. Perché deve essere tutto piallato? Perché dobbiamo ridurre tutto a una sola cifra? Allora, questa è un'ulteriore battaglia di civiltà. Manteniamo la splendida diversità culturale. Mi dice ad esempio una tecnica di manipolazione che veniva effettuata anche nei RAI, ad esempio? Sì, no, una tecnica... Le tecniche di manipolazione, ne voglio sapere una. No, allora, tecniche di manipolazione, sia mediatica che sociale, ce ne sono tante. Se volete, una che purtroppo secondo me è in corso adesso è quella che spiega Yuri Bezmenov in questa intervista, che spiega come si fa a sovvertire un paese. È un passaggio, richiede all'epoca richiedeva tra i 15 e i 20 anni e inizia con l'operazione più insidiosa. Tu vai a istigare i giovani, che sono quelli più malleabili, nel nome di una giusta causa per cambiare davvero le cose, al fine di creare una frattura con le generazioni più mature, creare malcontento nel paese, mettere sotto accusa le istituzioni e portare avanti questo processo finché a questo punto il collante sociale del paese viene a crollare e a quel punto il paese è pronto per un cambiamento. I sovietici lo consideravano per un cambiamento di sistema radicale, passare dal capitalismo al comunismo. Non sono mai arrivati a quel punto da noi, in altri paesi lo hanno fatto, ma da noi in Occidente no.
Il punto è che con queste tecniche sono valide ancora oggi e tu, se lo vedete adesso, cioè, certe dichiarazioni di alcuni ultra ecologisti che ripetono le cose a macchinetta, peraltro, sono chiaramente, secondo me, frutto di tecniche che sono elaborate da quell'esperienza del KGB. Quanti hanno la lucidità e la conoscenza culturale per vedere queste cose e per spiegarle? Chi sa cos'è un agente di influenza? Chi sa cos'è un agente di influenza inconsapevole? Sono dei concetti che per me sono chiari, nel libro ne parlo. Allora, se tu sei a conoscenza di queste tecniche, anche solo avere il dubbio che siano applicate è una forma di autodifesa. Come ci si difende? Lei ha parlato, ad esempio, dell'ideologia gender. Va bene, uno come difende i suoi figli? Non si abbona a Netflix, non si abbona a Disney Channel dove c'è una propaganda. Ma signori, lei conosce bene la Rai? Ogni sceneggiato Rai ormai ha o la lesbica buona, il nero buono, il gay buono, osteggiati da delle persone cattive, preferibilmente di destra, magari. Cioè, ci sono degli stereotipi che ormai sono banali e che tutti conosciamo. A scuola chi riesce a controllare gli insegnanti, che sono probabilmente degli agenti ormai inconsapevoli di un certo tipo di ideologia, sono assolutamente convinti di agire nel bene, però stanno indottrinando i ragazzi senza pensare che la scuola forse dovrebbe insegnare nozioni e non catechizzare secondo l'ideologia che gli insegnanti ritengono l'unica, ma che non è l'unica e non necessariamente gradita alle famiglie dei ragazzi. Cioè la famiglia ormai è sempre più esautorata. Come ci si difende? Questa è un'ottima domanda, ovviamente la risposta non è facile. Intanto faccio la battuta, ve lo spiego nel prossimo libro, così vi tengo in no, diciamo così, allora il problema io da un lato ringrazio che noi abbiamo figli tutti ultra ventenni, per cui non abbiamo più questo problema, dico meno male, perché io stesso sarei in difficoltà. Cioè, ci penso al ruolo dei genitori oggi, come forse siete voi adesso, è difficile, oggettivamente è difficile. Però se ripenso anche alle insidie di qualche anno fa, ad esempio, anche la generazione dei miei figli avevano un problema droga, alcol a go-go, sballo come cultura, le insidie erano molto pesanti, sessualità estrema, non controllata, eccetera. Io ho solo una risposta. La famiglia comunque resta fondamentale se la famiglia esercita il suo ruolo. Allora, seguire i figli è un esercizio, è più che un mestiere, è una missione, è faticoso. Allora, perché l'unica risposta possibile, i figli sono molto sensibili al nostro insegnamento finché arrivano a 10-12 anni, poi c'è un percorso di Però se tu hai stabilito un rapporto di fiducia e il bambino è molto attento a vedere se tu sei credibile o no, e trasmette un certo tipo di valori e un certo tipo di autenticità al figlio, quello lo rafforza molto. E più il ragazzo è forte, più non hai mai la certezza assoluta, perché basta che vada in una compagnia e poi magari un carattere un po' meno forte di un altro, e per cui il rischio c'è sempre. Però l'esempio è molto forte, una famiglia sana contrasta queste cose molto molto meglio. Invece la famiglia, qui siamo un po' sullo spirituale, valoriale, la famiglia che basa tutto esclusivamente sul benessere materiale, diciamocelo tutti, nessuno vuole vivere in povertà, perché l'eroe che vive in una baita di montagna in povertà con 4 patate, farsi l'inverno così, ma va bene tutto, ma nessuno di noi vuole vivere in povertà. Avere una certezza economica, magari non essere ricchi, ma avere un giusto reddito è un'esigenza primaria e ineludibile. Però puntare solo su questo rischia poi di essere un surrogato.
Se noi guardiamo, molte famiglie oggi cosa fanno? Lavorano per comprarsi la casa, per mantenere la famiglia e per farsi delle vacanze da sogno. Per cui quando tu fai delle vacanze da sogno e fai 10 giorni meravigliosi con i tuoi figli in cui vai nell'isola bellissima, nell'hotel fantastico, vai dall'altra parte del mondo, vai eccetera così, fai un'esperienza molto bella, ma che però mentalmente ti dice, beh, io ho dato felicità a mio figlio, che è vero, cioè poter fare delle belle vacanze in famiglia è bellissimo, però rischia poi di trascurare l'elemento fondamentale, cioè accompagnare la crescita psicologica del figlio mantenendo quella che è la sua indole naturale, trasmettergli dei valori sani nel rispetto della sua indole naturale, che è sempre diversa, non sono mai due fratelli uguali. Chi è famiglia con più figli lo sa, i caratteri dei figli sono sempre molto diversi, per cui tu devi adattare la tua educazione al carattere, all'indole naturale del tuo figlio, che è difficilissimo. Però, e questo come ci riesci? Essere consapevoli di questo, dedicare tempo, attenzione, abnegazione, ascolto, osservazione. Non è facile, però se non lo fai, dopo alla fine che cosa succede? Oggi gli insegnanti, ci sono molti insegnanti che fanno propaganda, è vero. Ce ne sono molti che però sono molto bravi e sono molto corretti. Quelli che fanno bene il loro mestiere, non con un'inclinazione ideologica, cosa ti dicono? Che loro hanno a che fare con dei ragazzini, dei bambini che non hanno più alle spalle una famiglia. Arrivano alla scuola e cercano nella scuola il surrogato di un'educazione che ormai non ricevono più. E allora, quando questo accade, quei bambini che non hanno dietro questo percorso sono estremamente suscettibili non solo alle manipolazioni a sfondo così ideologico-sessuale, diciamo gender, ma anche poi alla droga, al teppismo. Mi capita, quando ci sono questi pestaggi di massa, episodi strani, a volte capitano, i genitori cadono dalle nuvole, ma come? Mio figlio una cosa così non può averla mai fatta. No, perché tuo figlio, se non ha avuto una forte educazione anche dei principi morali di ritrosia molto forte, quando esce in banda diventa un'altra persona e non se ne rende neanche conto. Gli psicologi, a proposito di manipolazione, che studiano queste tecniche sanno benissimo che il suo comportamento da sola ha una valenza, il suo comportamento con la sua cerca di amicizia risponde a certe logiche, il suo comportamento in mezzo a una folla da 50.000 persone in uno stadio è completamente diverso. Lei è sempre lei, ma il suo comportamento è diverso. Per noi adulti è così, figuriamoci per un ragazzino. Volevo, per chiudere il discorso che hai fatto tu, è essenzialmente vero che una buona parte delle famiglie oggi si pongono in questo modo, cioè pensando un po' dal punto di vista materiale, però è anche vero che ci sarebbero tante famiglie che avrebbero il piacere di poter fare veramente il padre, la madre, di seguire i figli, eccetera, e invece tutto questo sistema, che era già stato progettato da tanto tempo, ha fatto in modo che oggigiorno tu non possa avere, cioè perlomeno credo sia quasi impossibile avere 2 figli, 3 figli e che la madre possa stare a casa a fare la madre e che il padre vada a lavorare, perché è ovvio che una famiglia, genitori, a tutti quanti piacerebbe avere una casa, non occorre avere una villa, ma una casa dignitosa che sia ricovero per la tua famiglia, credo che sia una cosa che tutti quanti dovrebbero avere. Ci hanno tolto anche questo sogno, perché adesso il sistema di vita ti pone in modo che tu non possa più realizzare quello se non con tutti e 2 i genitori che vanno a lavorare. Cioè, la prossima settimana avremo Silvano Agosti. Chi di voi si ricorda tanti anni fa quando parlava del discorso dello schiavo? Ti rubano 8 ore al giorno per una misera casetta, cioè ti fanno lavorare e tutto questo sistema si riaggancia a quello, parlavamo anche nelle volte passate, il discorso del sistema monetario, che adesso non stiamo andare a vedere i nomi, non stiamo andare a vedere chi prima ha citato certe etnie, eccetera, però sappiamo benissimo che
il 60-70% del nostro sudore, della nostra fatica, se ne va ad arricchire qualcuno da qualche altra parte, perché con la tecnologia che abbiamo oggigiorno, con il sistema di vita che abbiamo, con l'automazione eccetera, noi dovremmo poter lavorare 3 ore al giorno tutti quanti e poter vivere dignitosamente anche nella ricchezza materiale, ma soprattutto nella ricchezza, perché la ricchezza non è solo cambiare il telefono una volta ogni 6 mesi o cambiare l'automobile 2 volte l'anno. La ricchezza è anche poter dire: io mando all'università i miei figli, io posso seguire, se desidero fare la madre, posso stare a casa a fare la madre. La ricchezza può voler dire anche: tutti quanti noi possiamo studiare quanto vogliamo, i nostri figli potrebbero imparare a suonare 2 strumenti musicali, ma andare a teatro tutte le settimane, cioè avere il tempo di vivere veramente e di crescere. E tutto questo non ci è più permesso, perché sappiamo benissimo che ci sono delle strutture sovranazionali che si stanno pian piano risucchiando tutta la ricchezza della terra, cioè l'1% diventa sempre più ricco a scapito del 99%. Io faccio 2 domande velocissime. La prima: 2 mesi fa ho incontrato Marcello Veneziani, abbiamo chiacchierato un po' di più e gli ho detto: ascolta un attimo, dimmi la tua opinione. Dopo non so se mi ha detto effettivamente quello che pensa. Nel caso in cui fosse necessario prendere una soluzione decisiva che ci porti rispetto all'Unione Europea da un'altra parte, l'attuale partito di governo, che è la maggioranza relativa in Parlamento, ha le figure tecniche, le persone capaci di adottare una soluzione? Ovvero, se ci dicono di no, c'è un piano B? Marcello Veneziani mi ha detto, scuotendo la testa, però non so se mi ha detto la verità, io qualche dubbio ce l'ho. Ce l'ho anch'io, ricordandomi che il mentore della signora è il professor Baldassarri, che stava nel Britannia insieme con Mario Draghi. Questo tanto per dirla. Dopodiché un'altra domanda, invece una curiosità, fatta un giornalista. Chi è Davide Serra? Di chi è prestanome Davide Serra? Questo famoso finanziere collegato con Renzi. Questa è una grande curiosità, non ho mai trovato una risposta. Sul primo punto la perplessità di Veneziani è giustificata per una ragione molto semplice. Anche il politico meglio intenzionato, oggi quando tu entri nella stanza del potere, questo non dovete mai dimenticarlo perché è molto importante, tu pensi di avere 10 leve di fronte a te, ne hai 3 al massimo, 7 sono bloccate. Non puoi fare quel che vuoi, devi fare quello che i meccanismi di cui abbiamo parlato questa sera ti inducono a fare. Hai le mani legate, perché se cambi quella leva salti, non puoi farlo. Ma salti perché? Non solo per le pressioni esterne, ma anche perché c'è tutto un apparato. Chi governa oggi in Italia non sono i ministri, sono i capi di gabinetto, i dirigenti, eccetera, che ormai sono quasi tutti iscritti così all'establishment e molto legati al PD. Perché? Non perché siano pidini, perché il PD eredita, questo è molto importante. Gramsci aveva intuito che per ottenere il potere tu devi crearti una classe dirigente che dall'interno occupa i gangli dello Stato. Al momento in cui c'è la rivoluzione o c'è la possibilità di cambiare, tu hai già le mani pronte e le persone giuste al posto giusto. Il Partito Comunista è stato estremamente abile nel far questo. La sinistra DC era estremamente abile, c'erano delle scuole apposta per far questo. La destra non è stata altrettanto capace di farlo. Oggi gli alti funzionari che controllano di fatto i ministeri e le grandi istituzioni pubbliche sono cresciuti, formatati con queste convinzioni profonde e con questo cerchio di potere che si autoalimenta. Per cui il giorno in cui tu volessi dire ce ne usciamo dall'euro,
Alberto Bagnai e Claudio Borghi ce lo dicono da tanti anni. Che cosa scatterebbe? Scatterebbe subito, a parte il can fuori, ma scatterebbe subito anche il boicottaggio interno. Il deep state serve a questo. Trump, come lo hanno fatto fuori? Paralizzandogli l'attività di governo. La mia esperienza al RAI, che cosa mi ha confermato? Che io ero presidente, non amministratore delegato, cui non avevo il potere, purtroppo si è creato questo equivoco, in cui la gente da fuori pensava che io potessi scegliere e cambiare i programmi, cambiare le persone così. No, il presidente non ha questo potere, ce l'ha l'amministratore delegato. Io ero presidente con alcune limitatissime possibilità di intervenire direttamente. Chiusa parentesi, almeno chiariamo questo equivoco una volta per tutte. Però a un certo punto io avevo un approccio che era sincero nel desiderio di aprire la RAI a essere il polmone che assorbe tutte le istanze anche culturali del paese. Poi vengo eletto, va lì, dicevo, bene, combattiamo, dove sono le truppe? Mi volto. Dove sono? Non ci sono. Perché poi nel mio, qui c'è anche un eccellente rappresentante della Million Rai questa sera in sala, stando dentro la Rai ho scoperto alcune eccellenti professionalità, persone di grande valore, ma sono dei casi singoli che io ho scelto, ho scoperto stando all'interno. Il punto fondamentale qual è? Io sono stato eletto quando c'era il governo giallo-verde. All'epoca né i gialli né i verdi erano pronti a pianificare, non dico un'operazione alla Gramsci che richiede anni, decenni, ma solo una radiografia reale dei meccanismi reali di funzionamento. E questo significa che quando tu arrivi in certe posizioni, se non ti sei preparato, se non hai preparato un'adeguata classe dirigente, il deep state finisce per paralizzarti. E questo contribuisce poi a bloccare le riforme e a bloccare il vero cambiamento. Il servizio pubblico è così, ma è così dappertutto. Allora, ecco perché, secondo me, cambiare davvero le cose significa capire i meccanismi di condizionamento invisibile esterni, ma anche capire i meccanismi di condizionamenti dall'interno. Se non fai questa operazione, vai a sbattere molto spesso là. E poi il paradosso è che l'elettore dice: ah, vedi, non sei stato capace, hai tradito la parola. No, non è che hai tradito la parola, no. Non puoi neanche tirare fuori lo strumento per combattere, perché non te lo lasciano neanche, non ce l'hai più neanche in tasca. Questo è il punto. Solo che se noi vogliamo recuperare la democrazia e la voglia, torniamo poi al sottotitolo del libro, a tornare a essere padroni del nostro destino, dobbiamo analizzare queste dinamiche in maniera costruttiva, sincera nei nostri confronti e nei confronti dei cittadini. Altrimenti rischiamo di passare da una delusione all'altra, come purtroppo sta avvenendo frequentemente sullo scenario politico. Secondo me bisogna anche essere sinceri soprattutto nel capire che noi non siamo in democrazia, a mio modesto parere. Cioè, la democrazia probabilmente non ci siamo neanche mai stati, però dobbiamo essere consapevoli che per essere una vera democrazia, cioè che sia il popolo che decide, sia il popolo che governa, eccetera, dovremo avere la conoscenza. Cioè, se uno per democrazia pensa che ti permettono ogni 5 anni di andare a mettere una crocetta qua, una crocetta là, questa non è una vera democrazia, perché prima le persone devono essere informate a 360 gradi. Quando sai tutte le cose, allora ti puoi permettere di fare una scelta, perché se tu le cose non le sai, perché non te le dicono mai, perché la storia te la cambiano, perché i giornalisti non fanno il loro lavoro, perché il deep state, perché questo, perché quello, cioè tu le cose non le sai, e non sto parlando di tu personalmente che sei qui, ma della massa di cittadini, se non le sai non puoi scegliere. Cioè, scegli solo quello che ti mettono davanti. È solo sapendo tutto, sapendo come stanno veramente le cose, che tu hai una scelta e allora eserciti un diritto, ti metti insieme a altri cittadini e insieme alle persone che fanno parte della comunità decidi dove vuoi andare, che cosa vuoi raggiungere, quali sono i tuoi obiettivi,
quali sono i tuoi progetti insieme a tutti gli altri. In questo modo, come siamo presi adesso, questa cosa non si potrà mai fare, per cui non siamo in democrazia finché tutte le persone non saranno informate esattamente di come stanno le cose sulla sanità, sulla politica, sulla moneta, sull'agricoltura, su tutti questi argomenti, in modo da essere consapevoli e poter scegliere in modo vero, perché adesso questa è solo una falsa scelta. Sì, so chi è, ma non ho mai approfondito, non ho idea, mi spiace. Alle ultime 2 cene che mi hanno invitato, una piccola, 6-7 persone, e un'altra di 70, mi hanno detto: Jerry, sei tu dei nostri? Sì, ma non ti parla di politica. Oh cazzo, cosa vengo a fare? Non so niente calcio, non so niente di Ferrari, a sto punto di cosa parlo? Non si può parlare di politica. L'invito che fa la nostra ospite di parlare degli argomenti, di tutti gli argomenti, e non ti trova platea, perché non vuole saperla la politica. Dite in dialetto veneto, che per me è una lingua. La domanda è questa. Prima la città Gramsci, poi i comunisti, poi la sinistra democristiana, abili in tutto il mondo, anche i russi, a infilare i loro uomini nelle istituzioni profonde. Perché la destra non è buona di fare la stessa roba? Qual è il nostro limite, di tutti quei che non è comunisti, a non riuscire a infilare i nostri uomini nei gangli che servono? Perché mi sto facendo politica per arrivare là. Mi spero di riuscire a infilare dentro i miei uomini nei meccanismi che servono, ma non riesce. E fa politica da 30 anni, sempre, mai vinto, perché sempre dalla parte sbagliata della barricata. Questa è una domanda molto importante, ma richiederebbe una risposta molto lunga. Fondamentalmente quel che è successo è che quando è crollato il muro di Berlino, questa struttura si è trovata senza più perché è cultura culturale, soprattutto culturale, giornalistica e accademica, si è trovata di riflesso poi nell'apparato dello Stato, si è trovata senza più un collante ideologico. L'abilità di chi ha gestito la globalizzazione è stata quella di dirgli: vi offriamo una nuova giustificazione morale, che è stata quello per cui i grandi temi immigrazione, LGBT, eccetera, ecologismo, eccetera, difesa delle minoranze, tutte queste tematiche che conosciamo tanto. La sinistra si è dimenticata di quella che è i valori originali, che in fondo era difendere il proletariato, la povera gente nel proprio paese. La sinistra è nata per quello, fondamentalmente, un'ambizione nobile molto lodevole, no? E dopo il referente non è stato più Mosca, è diventato Washington, è diventato il mondo libero, è diventato Hollywood, è diventato le grandi testate di sinistra che già avevano esercitato un certo fascino. Per cui se lei va a guardare chi ha sostenuto di più la globalizzazione sono state le testate della sinistra mainstream rispetto a quelle della destra. Però tutto questo apparato poi ha cambiato orientamento politico, ma è rimasto tale e si autoalimenta. Io sono una mosca bianca nel mondo del giornalismo intellettuale, ho citato Veneziani prima, ce ne sono pochi altri. In una certa misura sono un miracolato, perché insomma ho fatto una buona carriera. Ma se avessi voluto fare la carriera tradizionale, avrei dovuto allinearmi a un certo tipo di pensiero. Allora, il punto è che se vuole Berlusconi, lasciamo perdere il giudizio su Berlusconi, sempre tante cose, però diciamo così, l'era dei governi di centrodestra non è mai stata implementata usando le tecniche di lungo periodo di impostazione gramsciana, che sono universali. Questo, perché non sono riusciti a farlo? Non lo so, secondo me perché non c'è abbastanza una cultura politica e perché il rendiconto era già troppo legato alla comunicazione.
La comunicazione è quello che ha rovinato anche la capacità prospettica e da statista dei politici. Perché il politico oggi è ossessionato dai social media, ossessionato dai sondaggi, ossessionato dalle elezioni comunali, poi quelle regionali, poi le europee, poi dal sondaggio settimanale, per cui sei contento se guadagni più 0,5, meno 0,5, eccetera. Ma quando sei così attratto da questo tipo di dinamiche, perdi la capacità di progettare il futuro a lungo-medio termine. E dunque alla fine quel che tu fai è a corto termine emotivamente molto forte, ma non è duraturo. E dunque le strutture esistenti si autoalimentano. Molto semplice. La stessa cosa, il deep state poi si autodifende. È difficile, Io avrei parecchie domande da poterle fare, ma diciamo in questo momento ne avrei fondamentalmente due, poi non so se c'è il tempo. Mi sono sempre stato molto interessato a tematiche della lettura dell'uso del terrorismo che è stato fatto in Italia. Volevo chiederle l'aspetto della stampa che leggeva questi fenomeni, la sua interpretazione di come è andata la questione dal punto di vista la stampa che vede, la stampa che parlava del tema del terrorismo, no? Il tema del terrorismo da ambo i fronti, sono successi molti fatti, no? Come lei vede la questione stampa limitatamente al fatto, questo è un tema, diciamo, mi piacerebbe, forse troppo ampio, magari ne parleremo. Il secondo tema invece era legato al fatto delle fonti di informazione, della censura di cui abbiamo parlato prima. Esistono in Italia in questo momento, ma anche non solo in Italia, delle fonti di informazione cosiddette indipendenti, cioè sto pensando a BioBlue in questo momento. Lei come vede questo tipo di fenomeni in questo momento? Sul primo punto non so risponderle perché non ho mai veramente analizzato io sono 63, ho memoria del terrorismo, ecco anche lei, per cui ho memoria del terrorismo ma non ho mai analizzato compiutamente. Secondo punto, io sono da sempre favorevole alla moltiplicazione delle fonti di giornalistiche, per cui se possono esserci più sono e meglio è. Io BioBlue ho fatto interviste con Messora anni fa, eccetera, per cui sono molto favorevole. Quel che però di cui mi rendo conto è che le fonti di informazione alternativa hanno due problemi. Prima devono puntare più sull'autorevolezza e non essere semplicemente un fenomeno che alimenta un'opinione già radicata nel pubblico di referenza, che è molto difficile. Secondo, secondo me, se vogliamo cercare di ampliare il pubblico, bisogna agire in due direzioni. Da un lato ampliare la cerchia, per cui parlare, ed è un po' quel che ho cercato di fare in questo libro, cioè parlare a un pubblico moderato di destra o di sinistra che ha dei dubbi e offrirgli delle risposte credibili. Questo è molto importante. Secondo punto, cercare di far maturare, cosa che ancora oggi manca, un media che venga riconosciuto per il suo coraggio intellettuale e per la sua autorevolezza. Per cui quando dice una cosa non dicono il sito complottista, questo manca. Questo viene sistematicamente scoraggiato, però secondo me questo non è ancora stato portato a termine perché oggettivamente richiede degli investimenti economici forti. Se tu devi fare un sito o una televisione con poche centinaia di migliaia di euro, un paio di milioni, fai il meglio che puoi con poche risorse. E questo è un punto. Ecco perché nella mia concezione ideale del servizio pubblico, il servizio pubblico dovrebbe essere questo. Cioè, dovrebbe offrire una gamma di programmi e di interpretazioni che per autorevolezza, ragionevolezza, perché non può essere estremista facendo il servizio pubblico, però diventi più autorevole. È possibile, scusa? Sì, infatti. Cioè, bloccano... Oggi di fatto non è possibile. Io le faccio la stessa domanda che ho fatto prima, cioè la domanda finale, come difendersi davanti a un altro problema. Lei ci ha parlato di un sistema e io personalmente questo sistema l'ho sperimentato in modo molto forte durante la pandemia. Io non mi sono vaccinata,
sono stata sospesa dal lavoro, che è una cosa che mi ha scioccato. Mi ha scioccato il fatto che lo Stato potesse togliermi i mezzi di sostentamento. Io peraltro non sono stata uno di quelli più colpiti, non sono un sanitario, non sono un insegnante, quindi in realtà ho fatto 1 mese e mezzo di sospensione dal lavoro e potevo permettermela perché ho ancora un po' dei residui di quello che i miei genitori, classe media, che ancora poteva crescere, mi hanno lasciato. Quindi però è impressionante questa cosa. È un potere che ti può togliere la possibilità di dare da mangiare ai tuoi figli. Tutto questo nel silenzio, e questa è una delle cose che mi ha fatto più male, della sinistra, ma anche degli amici e dei colleghi di sinistra. Cioè abbiamo avuto una sinistra che è cresciuta urlando alla difesa del lavoro, del proletariato, di tutte queste cose, poi tolgono il lavoro a una parte di cittadini, belli, buoni o brutti che siano, e questi se ne stanno zitti o addirittura mi dicono in faccia è giusto così. Vabbè, e questo è stato. I sindacati zitti. Io con i sindacati ci lavoro, CGIL e CISL-UIL erano addirittura d'accordo con questa cosa. Tanto che alla fine io che, lo dico tranquillamente, sono partita a 18 anni votando per il Movimento Sociale Italiano, all'epoca c'era Giorgio Almirante, sono iscritta, ho preso la prima tessera della mia vita di un sindacato alla CUB, che è la Confederazione Unitaria di Base, che è a sinistra della FIOM, okay? Perché sono stati gli unici che hanno difeso chi lavora. Cioè siamo ormai alla follia e siamo a un potere che ti può spegnere, ti può far morire di fame nell'indifferenza di tutti, che sono cresciuti a film sull'Olocausto, su come può un popolo arrivare alla libertà, eccetera, eccetera. È bastata un'influenza un po' più forte delle altre e qua i diritti umani ce li siamo scordati, la libertà di scelta ce la siamo scordate, ma la pietà per il vicino di casa, per le sue scelte, o perché, cioè, ce la siamo scordata. Peraltro non in nome della salute, perché uno, se fosse stata la peste nera mi sarei vaccinata anche con tutti i dubbi sul vaccino, perché allora sì era una questione di tutelare tutti, ma soprattutto io stavo facendo un tampone ogni 2 giorni, spendevo circa 200 euro al mese per, sì, questo che voglio dire, non era necessario per la salute pubblica togliermi la possibilità di lavorare, l'hanno fatto e tutti sono stati zitti. Come difenderci? Allora, questa è una delle forme di insidia di governo invisibile più preoccupanti, perché anche la moneta digitale punta a questo. La moneta digitale alla fine punta a questo. Cioè, se tu hai una moneta oggi, mai che ti vada, tu tieni in tasca 10.000 euro in contanti, arriva l'invasore, prendi i soldi e scappi. Molta gente si è salvata, estremizzo chiaramente, però fondamentalmente sei in povertà, vai all'angolo e qualcuno ti dà la carità. Domani cosa fai? Fai la carità col POS? Ma per carità, cioè, non prendiamoci, il poveraccio non c'ha neanche il conto in banca. Qui il rischio che poi si arrivi a questa logica estremizzata, arrivi proprio a questo. In Cina è già così, il sistema di crediti sociali porta a questo. Come ci si difende? Quando vi dicevo che comunque c'è uno spirito democratico che comunque è rimasto forte, mi riferivo a questo. Cioè, e io paradossalmente non sono stupito dal comportamento della maggioranza, perché secondo le tecniche che descrivo anche nel libro, quando tu usi la paura subliminale della peste, tu riesci a paralizzare la coscienza anche di persone molto, molto intelligenti. Questo è quello che spaventa. Contro questo è più difficile combattere nell'immediato. L'unica forma di combattimento che hai è, considerato il fatto, adesso stanno uscendo le sentenze che dicono che i cittadini che hanno resistito avevano ragione, ed è molto importante, in parte escono. Ma l'altro punto importante è che credo che noi abbiamo tutti maturato la necessità di fare rete e di essere solidali, cosa che prima del Covid non avevamo. Questa è la forma di difesa che ci deve rassicurare, che se domani dovesse succedere qualcosa, molti dimenticheranno, molti si lasceranno, però scatterà l'istinto in molti di noi di dire no, ma io devo aiutarmi, non solo combattere con le chiacchiere a bar, creare una rete di gente che si aiuta
è fondamentale. Per cui questo e poi sperare che lo Stato di diritto non sia un'invocazione retorica o da attivare o spegnere a seconda della convenienza politica, perché oggi se tu fai una cosa contro una minoranza di un certo tipo ti massacrano dal punto di vista giudiziario. Fai un abuso di violazione assoluta delle leggi della Costituzione come questo, cioè anche il fatto che ci hanno chiuso in casa così, ma vi dico, in Svizzera la gente usciva, in Inghilterra dappertutto uscivano, anzi dicevano uscite, fate sport perché vi fa bene la forza di difesa e umanità. Qua noi chiusi in casa come topi, giornate di primavera stupende, noi in casa chiusi come topi, queste sono cose gravi. Però ci si difende pretendendo che lo Stato di diritto venga rispettato, e mi auguro che lo sia, però secondo, rafforzando le reti di solidarietà tra di noi. La seconda è più forte, certo, è più realizzabile. E l'abbiamo fatto anche in tutta Italia con il discorso del rafforzamento delle reti. Mi permetto solo di farti notare una cosa, perché la propaganda e questi mezzi sono molto subdoli. Infatti tu hai detto, se fosse stato per la peste nera mi sarei vaccinata. Poi non so cosa ognuno pensa personalmente come vuole per i vaccini, però ti hanno instillato fin dall'infanzia che i vaccini ti proteggono. Quando io parlo alle persone dicendo che forse i vaccini non hanno debellato le malattie come pensano loro, a volte li prendo un po' in giro ironicamente dicendo guarda, i vaccini funzionano perfettamente, infatti hanno debellato la peste nera. Ogni tanto qualcuno mi guarda, cioè non è mai stato fatto un vaccino per la peste, però la peste non esiste più, o perlomeno casi isolati. Quindi questo ti fa capire che già ci hanno messo dall'infanzia questo chip, questo cosa di dire che i vaccini comunque funzionano. Per cui le persone dicono, beh, per questa roba qua no, però se fosse stato qualcosa più serio magari sì. E allora vedi che è molto difficile anche uscire da tutto questo sistema di condizionamento mentale, di propaganda continua, e a volte ci caschiamo anche noi. Magari io non ci sono cascata su tutte queste pandemie perché da quando ho cominciato a studiare Hammer 30 anni fa, 25 anni fa, cioè la paura delle malattie, tutta questa cosa qui è andata scemando, però nessuno di noi deve abbassare la guardia perché nessuno di noi è indenne. Un'ultima domanda, credo, no? Sì. Non sono d'accordo. Appunto. No. No, scusami, questo lo sapevamo dall'inizio che non era un vaccino. Questo, no, noi, scusa, una certa parte della popolazione lo sapeva dal primo giorno che questo non era un vaccino. Che poi il 90% si sia fatto condizionare è un'altra cosa. Io sono andata un po' più avanti, cioè io dico che a differenza di te, io penso che il vaiolo non sia stato sconfitto dal vaccino, tutto lì, per esempio. O che la poliomelite non sia stata sconfitta dal vaccino. Queste sono del... Come? Cioè il vaccino, inteso in senso classico, è il patogeno depotenziato. No, lui ha detto che i vaccini storicamente e scientificamente hanno funzionato. Sì. Ma l'abbiamo capito che loro hanno chiamato vaccino una cosa che non era vaccino, per cui tutti ci sono cascati, eccetera.
Sì, però la mia risposta verso di lei era ancora più avanti, cioè io penso addirittura che siano state manipolate generazioni di persone facendogli credere che il vero vaccino, cioè quello di cui parli tu, sia stata la causa e il debellamento delle varie malattie ed epidemie, e su questo io non sono d'accordo, però ho anticipato, abbiamo opinioni diverse. Adesso sentiamo Mirko e poi ci salutiamo. La guerra cognitiva, quali sono le armi utilizzate nella guerra cognitiva di cui ho parlato prima? Le armi di guerra. Allora, sì, questo è un tema che diventa molto tecnico. Io ne parlo alla fine, gli studi sono in corso. Le carte che ho letto io sono abbastanza spaventose, perché loro parlano dell'interazione di microchip con la personalità, e lo scopo è proprio quello di pensare il modo in cui cambiare il modo in cui noi pensiamo. È questo che già solo l'idea è spaventosa, che è un cambio di paradigma che porta la propaganda e la manipolazione a dei livelli inimmaginabili. Perché se questo accade, se le guerre cognitive si diffondono, e io spero di cuore che siano sbagliate nella loro impostazione, che siano bacate, se questo accade tra qualche anno, dopo una serata come questa, un libro come quello che ho scritto, non sarebbe più possibile. E a quel punto una paura, tra virgolette. Però un conto è combattere una battaglia intellettuale, un conto è non poterla più nemmeno combattere. Ecco perché questa è una sfida. Allora, io dico, non sono un esperto di guerre cognitive, per cui mi fermo qui. Cioè, il mio scopo è di dire, attenzione, abbiamo in prospettiva un problema di proporzioni colossali, però da giornalista internazionale dico, è bene cominciare a parlarne, anche perché se no noi rischiamo che quando ne cominceranno a parlarne loro, lo faranno per farci passare il messaggio in maniera indolore. Mentre il mio ruolo di intellettuale critico è di dire io voglio allertare la coscienza pubblica affinché ci sia un monitoraggio rigoroso su questo ambito, e perché ci sia una forte presa di coscienza affinché noi abbiamo la garanzia, forse assoluta non la potremo mai avere, ma almeno l'obiettivo è di impedire che questo accada o che venga usato contro di noi. Il silenzio e non parlarne, però è un tema così lontano e futuribile che lei ha mai letto un articolo sulle guerre cognitive? Così vicino, vista all'ultimo utilizzo dell'intelligenza artificiale, se una mia... No, questo sì, però in termini giornalistici non fa notizia, al massimo un'intervista con un esperto dice ma guarda un po', invece io forse da sempre tendo a vedere le cose con un certo anticipo, e questo è il tema che più è preoccupante. Grazie. Grazie a lei. Vi ringrazio, ringraziamo ancora Marcello, grazie e buona serata.